I am my dream, second out, fuori secondi, qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi siamo qui con Riccardo. Ciao Riccardo, Ciao. Il nostro amico super influencer TikTok. Volevo subito lasciarti un pensiero, il papero. Grazie. Questo è il papero di Vicenza Che carino. For Children. Ha il mio nome. Che cosa non sopporti? Una domanda molto semplice, ma penso che... Allora, vabbè, è una domanda di cui si potrebbe parlare tanto, ma cioè, mi soffermerei sulle 3 cose che per me al giorno d'oggi non dovrebbero esserci proprio. La superficialità nelle persone, il non aiutare chi ne ha bisogno e soprattutto il bullismo. Queste 3 cose secondo me fanno tutte un attimo parte della stessa sfera ed è una sfera di base di intolleranza, ok? Credo che ci sia bisogno, soprattutto visto il momento, visti i tempi storici che corrono, di aiutarsi e di sostenersi sempre. Purtroppo non è così. Troppo spesso ci soffermiamo alla facciata delle persone senza scendere più in profondità. Troppo spesso giudichiamo le persone senza conoscerle e troppo spesso siamo cattivi col prossimo, cioè nel senso in un'era in cui i social, ok, la fanno da padrone, adesso parlo della mia sfera che è quella dei social perché il mio lavoro verte soprattutto su quello. Vedere che tuttora c'è questa forma di odio e di discriminazione verso chi ce la fa perché magari qualcun altro non riesce a farcela, io è proprio una cosa che non riesco a concepire, cioè ad accettare. Io quando un mio amico, una mia amica, qualcuno che conosco ha successo, sono contento per lui, per lei e festeggio del successo degli altri perché è solo così che possiamo davvero, secondo me, garantire un'energia buona per tutti, capito? Sia per noi stessi che per gli altri. E quindi, anziché, dico sempre, perdere tutta la nostra forza nel provare odio, perché non proviamo a provare un po' di amore? Basterebbe davvero poco e le cose migliorerebbero per tutti, sia per chi appunto è vittima di queste angherie da parte degli altri per un motivo o per un altro, sia da chi crea queste angherie, perché di sicuro chi fa questo non ha una bella vita, non è contento di quello che ha e vorrebbe sicuramente qualcosa che vede negli altri. Ma anziché odiare, impariamo da chi ce l'ha fatta e cerchiamo di diventare quello che abbiamo sempre sognato di essere, perché davvero con l'odio, con la superficialità di ma tu stai là, io non ti aiuto perché sei sfigato, cioè non si va da nessuna parte, raga. È secondo me una cosa fondamentale insegnarlo fin dalle scuole, capito? Anziché fare italiano, matematica, eccetera, che alla fine, cioè, ok, serve, è indubitabile di quello perché comunque fa cultura, però un'ora alla settimana propongo sempre che si chiami imparo ad amare il prossimo e ad accettarlo per quello che è, secondo me sarebbe fondamentale, perché episodi di bullismo che si vedono nelle scuole, succede di tutto, aiuterebbe tantissimo, credo. Diciamo che l'insoddisfazione è quasi più gratificante, no? Cioè nel senso alla gente piace l'insoddisfazione degli altri. Bene, abbiamo concluso questa prima domanda. Ti lascio la tua domanda, chiedimi pure quello che vuoi, 3 minuti sono partiti e io ti rispondo, cerco di risponderti. Vedendo il personaggio che sei, a me viene in mente questa domanda che è: qual è la chiave per il tuo successo? Qual è stata? Ma la chiave per il successo credo siano più fattori, no? Innanzitutto la voglia. La prima cosa è la voglia, quindi quando si fa qualcosa io credo che ci voglia tanta voglia. La seconda cosa poi è la perseveranza e la determinazione, che più o meno hanno un significato molto vicino, però sognare solo e poi lasciarlo nel cassetto non serve a niente. Invece se poi si rincorre questo sogno e si cerca di arrivare, è un'altra tappa importante. Assolutamente. E poi la terza cosa che credo sia importante intanto essere onesti con se stessi e onesti con gli altri, quindi far subito vedere ma oggi sì mi sono allenato, no oggi non ti sei allenato, essere subito chiaro, no oggi non ti sei allenato, hai fatto finta di allenarti,
Ecco, essere già onesto con me stesso e poi essere, come dire, molto semplice e umile anche sotto un certo aspetto. Cioè, dico sempre quando vado nelle scuole, io mi ripresento sul ring, nonostante sono il campione, quello da battere. Dentro di me mi alleno come fossi lo sfidante, fossi io lo sfidante e l'altro il mio avversario il campione. Questa cosa fa sì che io riesca a prepararmi e arrivi sul ring con una determinazione diversa da tutti quanti. Quindi la voglia di continuare a fare, da continuare a rincorrere il mio sogno, e nonostante io l'obiettivo ce l'ho già in mano, ma voglio difenderlo, ok? Voglio difenderlo, voglio consolidare quello che sono, voglio far vedere che sono forte, e molte volte mi succede che sono in largo vantaggio, è già successo, e mi dicono: ma Luca, perché insisti nonostante tu stai vincendo a rischiare? Perché tu sei lì a vedere un campione che combatte, tu vuoi vedere che il campione è lì a farlo fino alla fine, non vuoi vedere se posso andare ai 300 all'ora, tu non vuoi vedere che vado via ai 250, tu vuoi vedere che il campione va via ai 300 all'ora. E quindi io credo che l'importante è anche dimostrare, nonostante queste cose, il tuo valore, far vedere anche alla gente che tu vuoi continuare a farlo e provare a fare anche cose nuove. Sono sul ring e ho il tempo, posso anche prendermi la libertà di provare a fare cose nuove che magari mi possono tornare utile in un altro momento. Ecco, questo è, riassumendo tutto il concetto che io solitamente voglio far passare. Spero di essere stato esaustivo della tua domanda. La domanda condivisa: quando tu sei in difficoltà, chiedi aiuto o sei troppo orgoglioso? Allora, ho imparato a chiedere aiuto perché non è sempre stato facile. Io ho una condizione di disabilità fisica che purtroppo mi obbliga a chiedere aiuto in tante situazioni. Però credo anche che chiedere aiuto sia fondamentale, soprattutto quando si ha un momento, no, importante, che per te può essere un match, che per me può essere un evento, avere qualcuno che ti sostenga. L'importante è circondarsi di persone che ci facciano stare bene e che ci amino per quello che siamo. Non so tu come la pensi, ma insomma penso che anche per te sia un po' così. Sì, io sono d'accordo con te. A volte sono testardo, sono orgoglioso, nel senso che quando diciamo è un punto di forza anche, perché per raggiungere certi risultati c'è bisogno anche di essere testardi e orgogliosi, se no si fa presto a lasciare stare quelle strade. Certo, assolutamente. Ma d'altro canto credo che sia anche importante avere delle persone di cui fidarsi. E lo dico molte volte, parlo sempre al plurale. Io faccio uno sport individuale e parlo di noi. E la gente mi chiede spesso: ma perché parli di noi quando poi sali tu sul ring? Perché dico, voi sul ring vedete solamente la punta dell'iceberg, vedete salire solo il campione, vedete salire solo Rigoldi sul ring, ma effettivamente dietro a Rigoldi c'è uno staff che lavora e ci sono tante persone che sono molto legate a Luca, ok? Quindi io credo che sia importante avere delle persone di cui ti fidi e di cui anche dai molta libertà anche di decisione, perché se ti fidi è giusto anche lasciare spazio a loro. Parlo del mio maestro, parlo della mia fidanzata, parlo della mia famiglia, parlo del mio catman, di tutte le persone che effettivamente lavorano per me. E quindi sì, sono orgoglioso da una parte, quindi orgoglioso e testardo di fare quello che voglio fare. D'altro canto anche cerco di affidarmi a persone che sono molto validi, competenti e che io mi fido. Ecco, questa è una cosa importante. Tante volte anche mi chiedono: ma chi devi ringraziare? E io dico sempre, la prima persona, sarò anche un po' egocentrico, ma la prima persona che devo ringraziare è me stesso. Anche secondo me, ce lo dico sempre anch'io. Questa è una cosa che proprio dico sempre anch'io, perché comunque per te sei tu, per me sono io, ma siamo sempre noi, capito? Cioè, nel senso, parte la forza dentro di noi, secondo me, dopo tutto il contorno è fondamentale per sostenerci, però parte da noi, anche secondo me. E infatti, e ti dico la verità, io dico parte da me proprio perché
io mi sono scelto anche tutte quelle persone che mi circondano. Bene, io direi buona la prima, è stata veramente una bella chiacchierata. Grazie. Grazie a te.